Un enorme, emozionante e sincero abbraccio collettivo. A Padova i funerali dei 3 carabinieri morti nella strage di Casteldazzano sono stati una drammatica quanto irripetibile dimostrazione d'affetto nei confronti di questi 3 eroi e dei loro familiari. Nella Basilica di Santa Giustina, sul Sagrato e davanti ai maxi schermi allestiti in Prato della Valle, 5.000 persone hanno seguito con gli occhi lucidi la cerimonia, dalle più alte cariche dello Stato, tutte presenti, ai molti ministri, alle centinaia di uomini e donne delle forze dell'ordine, ai semplici, si fa per dire, cittadini. Sono i migliori figli d'Italia. Guardi, cosa vuole che aggiungiamo a questa compostezza dei familiari nel dolore, nella dignità? È un esempio per tutta l'Italia, credo. La compostezza e la dignità nel dolore dei familiari mi ha veramente colpito in maniera profonda. Padova ha trattenuto il respiro per un giorno, strade chiuse, tram sospeso, tanto silenzio, dalla camera ardente del mattino alle esequie del pomeriggio, in mezzo un lungo e muto corteo funebre che ha attraversato la città, una cerimonia pubblica con il picchetto d'onore, con tante autorità, ma nello stesso tempo semplice, umana, intima, anche se la parola suona fuori luogo. Abbiamo perso dei tre uomini che hanno adempiuto il loro dovere in modo esemplare, quindi poi la testimonianza non solo delle massime autorità dello Stato, ma avete visto tanti cittadini che applaudivano, erano tutti vicino a questi 3 ragazzi. Ora la cosa più importante, l'hanno detto tutti, bisogna stare vicino alle famiglie. E poi gli applausi, tanti, soprattutto al Presidente della Repubblica, che con la sua umanità, i suoi abbracci consolatori ai familiari delle vittime, ha colpito al cuore e rotto il rigido protocollo. È l'abbraccio che unisce lo Stato alle famiglie perché non si sentano sole.